Bussate e vi sarà aperto. Nel Vangelo di Luca, fin dai racconti dell'infanzia, si descrive la figura di Gesù in un'atmosfera densa di preghiera. Nel Vangelo di Luca sono contenuti i 3 inni che scandiscono ogni giorno la preghiera della Chiesa: Benedictus, il Magnificat e il Nunc Dimittis. E in questo percorso sul Padre nostro andiamo avanti, vediamo Gesù come orante. Gesù prega. Nel racconto di Luca, ad esempio, l'episodio della trasfigurazione scaturisce da un momento di preghiera. Dice così: mentre pregava, il suo volto cambiò d'aspetto e la sua veste divenne candida e sfolgorante. Ma ogni passo della vita di Gesù è come sospinto dal soffio dello Spirito che lo guida in tutte le sue azioni. Gesù prega nel battesimo al Giordano, dialoga con il Padre prima di prendere le decisioni più importanti, si tira spesso nella solitudine a pregare. Intercede per Pietro, che di lì a poco lo rinnegherà. Dice così: Simone, Simone, ecco, Satana vi ha cercati per vagliarvi come il grano, ma io ho pregato per te perché la tua fede venga meno. Questo consola. Sapere che Gesù prega per noi, prega per me, per ognuno di noi, perché la nostra fede non venga meno. E questo è vero. Ma Padre ancora lo fa? Ancora lo fa davanti al Padre? Gesù prega per me. Ognuno di noi può dirlo, e anche possiamo dire a Gesù: tu stai pregando per me? Continua a pregare che ne ho bisogno. Così, coraggiosi. Perfino la morte del Messia è immersa in un clima di preghiera, tanto che le ore della passione appaiono segnate da una calma sorprendente. Gesù consola le donne, prega per i suoi crocifissori, promette il paradiso al buon ladrone e ispira dicendo: Padre, le tue mani consegno il mio spirito. La preghiera di Gesù pare attutire le emozioni più volenti, i desideri di vendetta, di rivalsa, riconcilia l'uomo con la sua nemica acerrima, riconcilia l'uomo con questa nemica che è la morte. Sempre nel Vangelo di Luca che troviamo la richiesta espressa da uno dei discepoli di poter essere educati da Gesù stesso alla preghiera. E dice così: Signore, insegnaci a pregare. Vedevano lui che pregava
Insegnaci, anche noi possiamo dire al Signore: Signore, tu stai pregando per me, lo so, ma insegnami a pregare, perché anch'io possa pregare. E da questa richiesta il Signore ci dà un insegnamento molto esteso, attraverso il quale anche Gesù spiega ai Suoi con quali parole, con quali sentimenti si devono rivolgere a Dio. Pregate così: Padre che sei nei cieli. Padre, una parola tanto bella da dire. Noi possiamo stare tutto il tempo della preghiera soltanto con quella parola. Padre. E sentire che abbiamo un padre, non un padrone o un padrigno, no. Un padre. Il cristiano si rivolge a Dio con questa parola che illumina la via.
Nell'insegnamento che Gesù offre ai suoi discepoli è interessante soffermarsi su alcune istruzioni che fanno da corona al testo delle preghiere. Per darci fiducia, Gesù spiega alcune cose. Essi insistono sugli atteggiamenti del credente che prega. Per esempio c'è la parabola dell'amico inopportuno, che va a disturbare un'intera famiglia che dorme perché all'improvviso è arrivata una persona da un viaggio e non ha pani da offrirgli. Cosa dice Gesù a questo che bussa alla porta e sveglia l'amico? Vi dico, spiega Gesù, che anche se non si alzerà a dargli perché è suo amico, almeno per la sua invadenza si alzerà a dargliene quanti gliene occorrono. Con questo Gesù vuole insegnarci a pregare e insistere nella preghiera. E subito dopo fa l'esempio di un padre che ha un figlio affamato. Tutti noi che siamo legati a delle persone care, che siamo qui, o che pensiamo a un figlio, a un nipote che chiede qualcosa, che ha fame, e chiede, magari piange, grida e ha fame, ma quale padre fra voi, se il figlio gli chiede un pesce, gli darà una serpe al posto del pesce? E tutti noi abbiamo un'esperienza di quando una persona cara ci chiede, noi diamo per il suo bene. Con questa parola Gesù ci permette di capire che Dio risponde sempre, che nessuna preghiera resterà inascoltata. Perché? Perché Lui è Padre e non dimentica i Suoi figli che soffrono. Certo, queste affermazioni ci mettono in crisi, perché tante nostre preghiere sembra che non ottengano alcun risultato. Quante volte abbiamo chiesto e non ottenuto? Noi abbiamo l'esperienza tutti. Quante volte abbiamo bussato e trovato una porta chiusa? Gesù ci raccomanda in quei momenti di insistere, di non darci per vinti. La preghiera trasforma sempre la realtà, sempre. Se non cambiano le cose attorno a noi, almeno cambiamo noi. Cambia il nostro cuore. Gesù ha promesso il dono dello Spirito Santo a ogni uomo e a ogni donna che prega. Possiamo essere certi che Dio risponderà. L'unica incertezza è dovuta ai tempi, ma non dubitiamo che Lui risponderà. Magari ci toccherà insistere anche per tutta la vita, ma Lui risponderà. Ce l'ha promesso. Lui non è un padre che dà una serpe al posto di un pesce, non c'è nulla di più certo il desiderio di felicità che tutti portiamo nel cuore, un giorno si compie. Dice Gesù, Dio non farà forse giustizia ai Suoi eletti che gridano giorno e notte verso di Lui? Sì, farà giustizia, ascolterà. Che giorno di gloria, di risurrezione sarà mai? Pregare è fin da ora la vittoria sulla solitudine, sulla disperazione. Pregare. La preghiera cambia la realtà, non dimentichiamolo. O cambia le cose, o cambia il nostro cuore, ma sempre cambia. Pregare è fin da ora la vittoria sulla solitudine, sulla disperazione, come vedere ogni frammento del creato che brulica nel torpore di una storia, di cui alle volte non afferriamo il perché, ma è in movimento, è in cammino. E alla fine di ogni strada, cosa c'è? Alla fine della nostra strada, alla fine della preghiera, alla fine di un tempo in cui stiamo pregando, alla fine della vita, cosa c'è? C'è un Padre che aspetta, c'è un Padre che ama, c'è un Padre che comprende, che offre misericordia, c'è un Padre in ascolto.
Dopo che Giovanni fu arrestato, Gesù andò nella Galilea, proclamando il Vangelo di Dio. Diceva: il tempo è compiuto e il regno di Dio è vicino. Convertitevi e credete nel Vangelo. Passando lungo il mare di Galilea, vide Simone e Andrea, fratello di Simone, mentre gettavano le reti in mare. Erano infatti pescatori. Gesù disse loro: venite dietro a me, vi farò diventare pescatori di uomini. E subito lasciarono le reti e lo seguirono. Andando poco oltre, vide Giacomo, figlio di Zebedeo, e Giovanni, suo fratello, mentre anch'essi nella barca riparavano le reti. E subito li chiamò. Ed essi lasciarono il loro padre Zebedeo nella barca con i garzoni e andarono dietro a lui. Come mai i pescatori hanno lasciato immediatamente il loro mestiere, abbandonando la casa e i parenti, seguono Gesù, che pure era ancora un mezzo sconosciuto? Che cosa li convinse per compiere un'azione così clamorosa? Ascoltarono la parola che risuonava sulle rive del lago in quei giorni. Il tempo è compiuto, il regno di Dio è vicino. Convertitevi e credete alla buona notizia. E furono folgorati. Altri pescatori udirono le stesse parole, ma distrattamente continuarono a fare il loro mestiere come se niente fosse. Questi invece furono penetrati dalla rama della parola divina, capirono per intuizione dello Spirito che quell'uomo non parlava per sentito dire, che la buona notizia era lui stesso. La dottrina che Gesù predicava era parola viva, nuova, che faceva risuonare. Simone, Andrea, Giacomo, Giovanni avvertirono senza alcun dubbio che quel seguitemi avrebbe significato per loro conoscere la vera vita e la più profonda felicità. Da quel giorno sono migliaia, milioni di uomini e le donne che dopo aver ascoltato quella voce scendono rapidamente dalla barca, lo seguono fino a una morte di croce. Chi lo segue, infatti, non considera ciò che lascia, ma ciò che trova.
Dio sia benedetto, benedetto il suo santo nome, benedetto Gesù Cristo, vero Dio e vero uomo, benedetto il nome di Gesù, benedetto il suo sacratissimo cuore, benedetto il suo preziosissimo sangue, benedetto Gesù nel santissimo sacramento dell'altare, benedetto lo Spirito Santo Paraclito, benedetta la Gran Madre di Dio, Maria Santissima, benedetta la sua santa e immacolata concezione, benedetta la sua gloriosa assunzione, benedetto il nome di Maria, Vergine e Madre, benedetto San Giuseppe, suo castissimo sposo, benedetto Dio nei suoi angeli e nei suoi santi, andiamo a celebrare la Santissima. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. La grazia del Signore nostro Gesù Cristo, l'amore di Dio Padre e la comunione dello Spirito Santo siano con tutti voi. Oggi celebriamo la memoria di San Paolo Miki e dei compagni martiri, gesuiti giapponesi, che hanno testimoniato con la loro vita la prova che alle volte corrisponde ai figli di Dio. Nelle fatiche, nelle difficoltà, nell'annunciare la parola di Dio, siamo messi alle volte in crisi. Ma la crisi, anche
dalla sua natura greca come origine del termine, significa distinguo. E alle volte, quando arrivano le crisi, è tempo di fare un distinguo profondo tra quella che è la realtà del mondo, anche bella e manifesta, quella che è la natura dello Spirito Santo, che parla di amore, di misericordia, scelte complesse ma necessarie per continuare a testimoniare l'amore di Dio che è in noi. E se stiamo vivendo un momento di crisi, appunto, questo è fisiologico, è parte della natura umana, del cammino dell'uomo, della donna, che sentono lo Spirito che aleggia nell'aria. Rispondiamo allora per celebrare i santi misteri con questa dignità dei figli di Dio. Peccatori sì, ma semplicemente disorientati come fratelli e sorelle nella fede. Chiediamo perdono al Signore. Confesso a Dio Onnipotente, a voi fratelli e sorelle, che ho molto peccato in pensieri, parole, opere e omissioni, per mia colpa, mia gravissima colpa, e supplico la Beata e sempre Vergine Maria, gli angeli, i santi e voi fratelli e sorelle, di pregare per me il Signore Dio nostro. Dio Onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Kyrie eleison, Christe eleison, Kyrie eleison. Preghiamo. Signore Dio nostro, concedi a noi tuoi fedeli di adorarti con tutta l'anima e di amare tutti gli uomini con la carità di Cristo. Egli è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Ascoltiamo la parola del Signore. Dal libro del Siracide. Come dal sacrificio di comunione si preleva il grasso, così Davide fu scelto tra i figli di Israele. Egli scherzò con leoni come con capretti, con gli orsi come con agnelli. Nella sua giovinezza non ha forse ucciso il gigante e cancellato l'ignominia dal popolo, alzando la mano con la pietra nella fionda e abbattendo la tracotanza di Golia? Egli aveva invocato il Signore l'Altissimo, che concedesse alla sua destra la forza di eliminare un potente guerriero e innalzare la potenza del suo popolo. Così lo esaltarono per i suoi 10.000, lo lodarono nelle benedizioni del Signore, offrendogli un diadema di gloria. Egli, infatti, sterminò i nemici all'intorno e annientò i Filistei, i suoi avversari, distrusse la loro potenza fino ad oggi. In ogni sua opera celebrò il Santo, l'Altissimo, con parole di lode. Cantò inni a Lui con tutto il suo cuore e amò colui che aveva creato. Introdusse musici davanti all'altare e con i loro suoni rese dolci le melodie. Conferì splendore alle feste, abbellì i giorni festivi fino alla perfezione, facendo lodare il nome santo del Signore ed echeggiare fin dal mattino al santuario. Il Signore perdonò i suoi peccati, innalzò la sua potenza per sempre, gli concesse un'alleanza regale e un trono di gloria in Israele. Parola di Dio. Al Salmo rispondiamo: sia esaltato il Dio della mia salvezza.
La via di Dio è perfetta, la parola del Signore è purificata nel fuoco. Egli è scudo per chi in lui si rifugia. Sia esaltato il Dio della mia salvezza. Viva il Signore e benedetta la mia roccia. Sia esaltato il Dio della mia salvezza. Per questo, Signore, ti loderò tra le genti e canterò inni al tuo nome. Sia esaltato il Dio della mia salvezza. Egli concede al suo re grandi vittorie, si mostra fedele al suo consacrato, a Davide e alla sua discendenza per sempre. Sia esaltato il Dio della mia salvezza. Alleluia. Alleluia. Beati coloro che custodiscono la parola di Dio con cuore integro e buono, che producono frutto con perseveranza. Alleluia. 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 Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Marco. In quel tempo il re Erode sentì parlare di Gesù, perché il suo nome era diventato famoso. Si diceva: Giovanni il Battista è risorto dai morti e per questo ha il potere di fare prodigi. Altri invece dicevano: è Elia. Altri ancora dicevano: è un profeta, come uno dei profeti. Ma Erode, al sentirne parlare, diceva: quel Giovanni che io ho fatto decapitare è risorto. Proprio Erode, infatti, aveva mandato ad arrestare Giovanni e lo aveva messo in prigione a causa di Erodiade, moglie di suo fratello Filippo, perché l'aveva sposato. Giovanni infatti diceva a Erode: non è lecito tenere con te la moglie di tuo fratello. Per questo Erodiade lo odiava e voleva farlo uccidere, ma non poteva, perché Erode temeva Giovanni, sapendolo uomo giusto e santo, e vigilava su di lui. Nell'ascoltarlo restava molto perplessa, tuttavia lo ascoltava volentieri. Venne però il giorno propizio, quando Erode, per il suo compleanno, fece un banchetto per i più alti funzionari della sua corte, gli ufficiali dell'esercito e i notabili della Galilea. Entrata la figlia della stessa Erodiade, danzò e piacque a Erode e ai commensali. Allora il re disse alla fanciulla: chiedimi quello che vuoi e io te lo darò. E le giurò più volte: qualsiasi cosa mi chiederai te la darò, fosse anche la metà del mio regno. E lo uscì e disse alla madre: che cosa devo chiedere? Quella rispose: la testa di Giovanni il Battista. E subito entrata di corsa del re, fece la richiesta dicendo: voglio che tu mi dia adesso su un vassoio la testa di Giovanni il Battista. Il re, fattosi molto triste a motivo del giuramento e dei commensali, non volle opporle rifiuto. E subito il re mandò una guardia, ordinò che gli fosse portata la testa di Giovanni. La guardia andò, lo decapitò in prigione. Ne portò la testa su un vassoio, la diede alla fanciulla, e la fanciulla la diede alla madre. I discepoli di Giovanni, saputo il fatto, vennero, presero il cadavere e lo posero in un sepolcro. Parola del Signore. Ascoltiamo la parola di Dio in una giornata in cui facciamo anche memoria dei testimoni vivi e vivaci del Vangelo, della buona notizia. Siamo messi alla prova, ma prima di tutto con noi stessi, nella relazione che abbiamo con Dio, con i sentimenti che viviamo e proviamo ogni giorno della nostra vita, immersi in un mondo che va da tutt'altra parte rispetto ai sentimenti profondi che parlano dell'opera dello Spirito Santo. Ed è storia millenaria, quella presente anche nell'Antico Testamento, che abbiamo ascoltato, tratta da un breve parte finale del libro del Siracide, uno dei libri sapienziali, dei libri, per così dire, spendibili nella vita quotidiana. Ma la storia delle emozioni, la storia dei sentimenti profondi, la storia delle scelte vale in tutto l'Antico Testamento, fino ad arrivare a noi, ai giorni d'oggi.
significa che tanto antico in realtà non è, anzi forse molto attuale. È la storia di uomini e donne come noi che di fronte alle prove della vita sono chiamati nella libertà a compiere delle scelte, a farsi travolgere dai sentimenti, dagli attaccamenti di rabbia, di odio, di desideri particolarmente personali, oppure uomini scelti per il loro cuore e il loro coraggio che sì, sbagliano, perché Davide, non so quanto conoscete della sua storia, e se non la conoscete tanto, affrontatela insieme a lui. È ancora qui, ci parla, ci racconta i suoi sentimenti, i suoi desideri, la sua fragilità, il fatto che viene scelta da Dio, non si ritiene neanche tanto degno, ma come tanti altri profeti e tanti altri uomini di fede, alle volte scappano, e poi vincono delle prove, crescono, diventano a un certo punto, anche come dice il Vangelo, famosi, ma quella fama può attaccare un po' lo spirito, può far inciampare, può far cadere. Succede. Il punto è come ci rialziamo, quale punto di vista applichiamo alla vita. E allora ecco che la parola di Dio ci viene incontro per darci degli esempi. Come se fosse un quadro, un film, in cui a un certo punto, se lo desideriamo, possiamo immergerci con tutto noi stessi, mettendo i nostri sentimenti, la nostra partecipazione e chiedendoci, facendo delle domande, come il Vangelo lo fa e ne fa molte. Cosa avremmo fatto noi di fronte a quella prova? E cosa desideriamo fare di fronte alla consapevolezza di essere uomini e donne di fede che sanno essere fragili, perché lo sanno e inciampano, ma con la consapevolezza dei figli di Dio, rispetto alla storia che abbiamo appena ascoltato al Vangelo, chiedono perdono a Dio prima di tutto. Sì, e questo lo sapevano benissimo anche i filosofi. Lo ricordo spesso, prestate attenzione al motore principale delle vostre azioni. Si sbaglia nella vita, certo, siamo esseri umani. Il punto è nella preghiera, nel rapporto vivace con Dio, fermarsi per un istante e chiedersi: ma il motore della mia azione qual è stato? Perché mi sento così? Ho agito per rabbia, per desiderio personale, per egoicità, perché volevo vedere la testa del Battista su un vassoio, perché non la pensava come la pensavo io? Oppure ho agito per debolezza e fragilità, mosso dall'amore ma anche dalla confusione? Dio, come dicevamo anche nell'adorazione eucaristica, è Padre e mica viene lì a giudicarti perché hai sbagliato, viene lì come un padre o come una madre e ti accoglie perché ti capisce la nostra fragilità e continua ad amarci. E se non c'è grazia più grande di questa, vorrei sapere quale altra c'è. Perché di fronte alla vita spesso sentiamo un dito puntato, eppure attenzione che quando puntiamo un dito, 3 sono rivolte verso di noi. Chi siamo noi per giudicare? Forse è meglio amare, accogliere, comprendere, guardare i santi martiri che sono stati messi alla prova per la loro testimonianza di un incontro vivace con una buona notizia, che è quella della parola di Dio. Confrontatevi ogni giorno con i santi. Erano uomini e donne come noi. La loro santità veniva da quella perseveranza nella preghiera, nella relazione vivace con Dio. Parlate con Lui. È qui con noi. Parlateci. A voce alta. Dovete piangere, piangete. Esaurite tutte le lacrime che avete, quasi fino a restare senza respiro. E poi vi rendete conto magari che respirate meglio di prima, che avete lasciato andare alcune fatiche di fronte all'altare del Signore, che siete pronti a diventare Eucaristia, diventare rendimenti di grazie quando vi muovete nella vita e nelle vostre piccole chiamate quotidiane, siete rinnovati
per la fede che avete in Dio. Siete preghiera che cammina per le strade, che si accorge dei fratelli e delle sorelle che hanno semplicemente bisogno di qualcuno accanto, che sia testimone di queste opere, che noi celebriamo qui questa sera, ricordando i santi martiri, ricordando i santi, ricordando la santità di ogni persona che ci ha amato con la grazia di Dio. Quando preghiamo per le anime che ci precedono semplicemente lassù, ci ricordiamo che possiamo convertirci qui a questo amore. È un dono di grazia, sapienza, pienezza di Spirito Santo. Con questa disposizione dell'animo noi celebriamo la messa, celebriamo la nostra famiglia riunita nella fede. E forse la parola di Dio che abbiamo ricevuto continua ad illuminarci anche i singoli versetti, in singole preghiere, in singoli canti. La via di Dio è perfetta, la parola del Signore è purificata nel fuoco, egli è scudo per chi in Lui si rifugia. Beati coloro che custodiscono la parola di Dio con cuore integro e buono e producono frutto con perseveranza. La nostra fede e la nostra preghiera si nutrono della testimonianza che i martiri hanno dato sull'esempio di Cristo, modello di ogni martirio. Rivolgiamoci al Padre del Cielo, preghiamo insieme. Dio dei martiri, ascoltaci. La Chiesa ricolma dello Spirito Santo scaturito dal fianco di Cristo. Proclami e viva la beatitudine promessa a tutti perseguitati per la giustizia. Preghiamo. Dio dei martiri, ascoltaci. Il sacrificio di coloro che soffrono persecuzioni a causa del nome di Gesù sia germe di una nuova primavera di una vita cristiana. Preghiamo. Dio dei martiri, ascoltaci. I governanti promuovono il rispetto della libertà religiosa, diritto fondamentale di ogni uomo. Preghiamo. Dio dei martiri, ascoltaci. La sofferenza di tutti i tribolati, unita al sacrificio di Cristo, cooperi al mistero della redenzione. Preghiamo. Dio dei martiri, ascoltaci. L'Eucaristia quotidiana ci aiuti a vivere per il Signore e per i fratelli, trasformando l'esistenza in dono glorioso. Preghiamo. Dio dei martiri, ascoltaci. O Dio, che nei santi martiri ci offri un continuo invito a essere testimoni di Cristo, fa che ardenti di fede, speranza e carità in tutte le prove della vita rimaniamo fedeli al Vangelo per Cristo nostro Signore. Le offerte che riceveremo saranno dedicate alle attività della nostra iniziazione cristiana con i ragazzi dell'unità pastorale.
Pregate, fratelli e sorelle, perché il mio e il vostro sacrificio sia gradito a Dio Padre Onnipotente. Accogli, Padre Santo, i doni che ti presentiamo nella memoria dei santi martiri Paolo Michi e compagni e concedi a noi, i tuoi fedeli, di perseverare nella confessione del tuo nome, per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi, in alto i nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza, rendere grazie sempre e in ogni luogo a te, Padre Santo, Dio onnipotente ed eterno, per Cristo Signore nostro. Nella testimonianza dei nostri martiri celebriamo la morte del tuo Figlio e con fede viva proclamiamo la sua risurrezione. Attendiamo con ferma speranza la sua venuta nella gloria e per questo mistero di salvezza, insieme agli angeli e ai santi, con voce unanime, cantiamo l'inno della tua lode. Santo, 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 il Signore è Dio dell'universo, il cielo e la terra sono pieni della tua Veramente santo sei tu, o Padre, fonte di ogni santità. Ti preghiamo, santifica questi doni con la rugiada del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue del Signore nostro Gesù Cristo. Egli, consegnandosi volontariamente alla passione, prese il pane e rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi. Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, di nuovo ti rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. Mistero della fede. Celebrando il memoriale della morte e resurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza, e ti rendiamo grazie perché ci hai resi degni di stare alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo. Ricordati, Padre, della tua Chiesa diffusa su tutta la terra. Rendila perfetta nell'amore, in unione con il nostro Papa Leone, il nostro Vescovo Carlo, i presbiteri e i diaconi. Ricordati anche dei nostri fratelli e sorelle che si sono addormentati nella speranza della risurrezione. Ricordati di Giusi, di Cosimo, di Francesca, di Enrico, di Rocco, di Astenio. E nella tua misericordia di tutti i defunti, ammettili alla luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia, donaci di aver parte alla vita eterna, insieme con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, San Giuseppe suo sposo, gli Apostoli e tutti i santi che in ogni tempo ti furono graditi, e in Gesù Cristo tuo Figlio canteremo la tua lode e la tua gloria. Per Cristo, con Cristo ed in Cristo,
A te, Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Prima di partecipare al banchetto eucaristico, segno di riconciliazione, vincolo di comunione fraterna, preghiamo insieme come il Signore ci ha insegnato. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi rimettiamo ai nostri debitori. Non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, o Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace, non guardare i nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa, e donale unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. La pace del Signore sia sempre con voi. Scambiamoci il dono della pace. Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo. Beati gli invitati alla cena dell'agnello.
Beati i poveri in spirito, perché di essi è il regno dei cieli. Preghiamo. O Dio, che nei tuoi santi martiri ci hai dato mirabili testimoni del mistero della croce, concedi che, rinvigoriti dalla comunione a questo sacrificio, aderiamo con piena fedeltà a Cristo e operiamo nella Chiesa per la salvezza di tutti. Per Cristo nostro Signore. Ecco, ringrazio come sempre i volontari che ci aiutano a tenere bella, vivace la nostra Chiesa e anche tutte le chiese della nostra unità pastorale, e in questo approfitto dell'invito per la domenica alle 11, questa domenica 8 febbraio, ci sarà la messa ad alture di Saciletto e poi alle ore 15 il vespro e la processione, a Dio piacendo con il bel tempo, se no comunque ci ritroveremo nella chiesa per pregare come dimensione riunita di fratelli. Ci saranno il pomeriggio al vespro presiederà anche il nostro Don Paolo Dubion, vicario generale della nostra diocesi, e altri confratelli che hanno con piacere aderito all'invito del momento comunitario. Ecco, poi proprio per la dimensione diocesana, venerdì 13 febbraio e venerdì 20 febbraio avremo degli ospiti qui a San Nicolò di Ruda, perché la nostra non è solo la chiesa della nostra unità pastorale, ma è, come ricordo spesso, il monastero visibile in cui noi preghiamo per la vocazione alla vita, alla testimonianza di fede, all'essere fratelli e sorelle che accolgono chi si è smarrito e danno loro sostegno con la loro vita e la loro presenza. E proprio per questa occasione, come già anticipavo nei mesi precedenti, la nostra esperienza diocesana in questo caso, come questa chiesa rappresenta, da monastero visibile, troverà due amici. Venerdì prossimo ci sarà Don Francesco Maria Fra Giacomo, che presiederà l'adorazione eucaristica, sarà disponibile per le confessioni e presiederà anche la messa feriale. Don Francesco è un caro amico da sempre ed è vicino a tutti noi nella preghiera, ha accolto il mio invito a essere qui e quindi lui ci sarà venerdì 13. Chiedo naturalmente agli amici volontari dell'unità pastorale se in questi due venerdì in modo particolare ci potrete essere per aiutare i sacerdoti che sono ospiti. Io sarò assente, alcune dimensioni della nostra diocesi mi chiamano fuori dal nostro territorio e quindi io rispondo con piacere al mio compito richiesto. E venerdì 20 ci sarà il nostro decano della nostra Bassa Friulana, Don Federico Basso, che sarà anche lui disponibile per confessioni, l'adorazione eucaristica, la preghiera insieme della messa. È un'occasione proprio per gustare la nostra apertura di fede, ma anche la nostra famiglia e la nostra diocesi che vive insieme a noi. Un'occasione per invitare gli amici a stare insieme in famiglia. Il Signore sia con voi. Per intercessione di San Paolo, Michi e compagni, vi benedica Dio Onnipotente, Lui che è Padre, Figlio e Spirito Santo. Glorifichiamo il Signore con la nostra vita e restiamo nella pace. La miglior gratitudine è vivere nella testimonianza di Dio con le nostre relazioni, con la nostra fede e con la vivacità dello Spirito Santo. Vi auguro una buona serata, ci vediamo domenica ad Alture, domenica 8 febbraio ad Alture alle 11 e per chi desidera anche il pomeriggio per pregare il vespro e stare insieme in famiglia. Buona serata a tutti voi e grazie a tutti gli amici che tengono vivace le nostre chiese.